Ben ritrovate e ben ritrovati. In questa terza puntata affronteremo il problema della formazione delle vocali e poi della gestione delle consonanti. Vi chiedo perdono, ma vorrei cominciare questa lezione con un piccolo aneddoto. Anni fa, mentre studiavo a Bolzano, un mio carissimo amico pianista, che mi stava accompagnando durante la lezione, finita la lezione mi disse: Raffaele, sai dove ti porto oggi pomeriggio? Ti porto a salutare Gian Giacomo Guelfi. E io rimasi: Gian Giacomo Guelfi? Gian Giacomo Guelfi, uno dei più grandi baritoni della storia dell'opera italiana, fu lo Scarpia di Corelli, della Tebaldi, cantò a fianco di Del Monaco, una leggenda vivente, come se un ragazzino di oggi dicessimo: sai dove andiamo adesso? Andiamo da Capitan America. Ecco, io mi sentii così. Arrivammo a casa di Gian Giacomo Guelfi, era una bella casa su 2 piani, mi ricordo, forse anche di più, ma mi ricordo abbiamo visto solo il primo e il secondo piano. Ci aprì il grande Guelfi, in tutti i sensi, perché era un uomo gigante, e nonostante la sua stazza e la sua leggendaria voce che usava in carriera, lui parlava con questa voce tutta un po' alta, tutta con l'accento un po' toscano, e disse: prego, andammo su, facemmo questa scala a chiocciola che ci portò nella sala della musica, il mio amico pianista si mise al pianoforte, io cantai delle cose, lui mi disse bene, lo vedevo un po' così però, perplesso, e mi disse: sì, bravo, sei bravo, però quando canti, la prima cosa, devi avere la gola libera. Pensa di fare A, E, I, O, U. E ogni vocale che lui fece, la scala a chiocciola in ferro che ci aveva portato nella stanza della musica risuonò. Io e il mio amico pianista ci guardammo e io da lì capii una cosa. Capii che quelle vocalità, al di là di tecniche diverse che potevano avere rispetto ad altri stili, rispetto alla musica barocca, rispetto alla musica antica, però la caratteristica di quelle vocalità era questo tubo aperto che veniva liberato dal colpo di glottide, che noi nella vita normalmente lo utilizziamo quando ridiamo, per esempio. Ah 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 ah! Oppure quando diciamo: ah, davvero? Ah! Ah! Questa cosa qua deve darci una sensazione di tubo aperto, di tubo verticale nel quale pronunciare le vocali. Allora, dopo aver capito l'utilità del colpo di glottide che apre il tubo, il nostro esercizio, il nostro compito sarà quello di formare le vocali. Cos'è che forma le vocali, se noi abbiamo il tubo già pronto? A, E, I, O, U. Le labbra e la lingua. Solo questi sono gli organi che sono preposti alla formazione delle vocali. Il tubo è sempre lo stesso. Quando noi attaccheremo su una A, non sarà per forza che la gola è larga perché avremo una A, e quando attaccheremo una I, non è che la gola sarà stretta perché è una I. Noi molto spesso cosa facciamo? Noi diamo alla gola la forma delle vocali, e invece la forma della gola è sempre la stessa. Le vocali le creiamo qui. La cosa più facile per capirlo è prendere un bel respiro, con questo piccolo colpo di glottide aprire la gola e fare sulla stessa nota le nostre vocali. Respiriamo, ci mettiamo bene in posizione. A, E, I, O, e ho cercato di avere sempre lo stesso spazio. La fase successiva potrebbe per esempio essere quella di iniziare a fare sempre con tutte le vocali. A, E, I, O, A, I, O.
coperto un'ottava abbondante, sulla quale, diciamo, da un Mi a un Fa diesis sono riuscito ad avere un'unità di suono, un'unità di facilità e di omogeneità di colore e timbro. Concludo questo terzo episodio parlando delle consonanti. Prima però vi chiedo una piccola precisazione. Prima io ho mostrato come scoprire le vocali col colpo di glottide, con la gola aperta, e ho cantato con tutta la mia voce. Nel senso, io non sono una voce lirica, però per trovare la nostra vera pronuncia, le nostre vere vocali, il nostro vero fiato, ricordatevi, lo dico soprattutto alle voci leggere, ai tenori, ai soprani magari che hanno un repertorio leggero, che tendono sempre a tenere la voce molto morbida, che è giusto nel repertorio, ma nel riscaldamento il consiglio che vi do è trovare la libertà, non mettere il cervello che frena la voce, riscaldarsi a gola aperta e poi si toglie volume, si toglie fiato, però l'importante è scoprirlo senza fini estetici, d'accordo? Piccola precisazione. Per quel che riguarda le consonanti, allora i cantanti di una volta dicevano canta dove parli, canta nelle consonanti. Sì, ma come parlavano? Parlavano così, caro, mettila nelle consonanti, che gelida manina. Parlavano con le consonanti nel posto delle vocali e delle vocali giuste. Oggi noi non parliamo così. Io per primo. Io parlo molto veloce, con la bocca spesso chiusa, e quindi devo risalire dalle vocali per trovare le consonanti giuste. Faccio un esempio, una piccola frase che mi invento adesso, tipo tanto tanto bene. Devo dire tanto tanto bene. Allora io prendo di mira le vocali, che sono la A, la O e la E. Scopro col mio colpo di glottide dove sono le mie vocali, prendo un bel respiro, mi metto in posizione e penso tranquillo, sereno. La consonante non mi dovrà chiudere questo tubo. E io come faccio? Preparo la gola da vocale, quindi con la A, nella quale io molto velocemente e molto abilmente dirò la T, la seconda T e la B di bene. Quindi mi preparo, respiro, penso già alla nota come se io attaccassi sulla A. Tanto, tanto bene. E anche dicendo bene, la gola rimane sempre aperta. D'accordo? Spero che sia chiaro. Questa è la lezione appunto su vocali e consonanti. Mi raccomando, sempre un lavoro insieme. E spero di rivedervi alla quarta puntata e mi raccomando, buono studio!